Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ben trovati alla seconda puntata settimanale di Auto da Fè. Da qui in avanti pausa estiva permettendo, naturalmente, o comunque esclusa la pausa estiva, vedremo sempre che il nostro ospite acconsenta, e ve lo introduco subito, Maurizio Bolognetti, collega, amico, giornalista, scrittore, autore dei libri, li ricordo sempre con molto piacere, Buchi per terra, le mani nel petrolio, la peste italiana e la settima dose sulla vicenda vaccinale. Una commissione d'inchiesta a proposito. Una commissione di inchiesta sul Covid. Ah, certo, sì, i cui lavori peraltro sono ampiamente pubblicizzati, no? Mi pare, e sono oggetto di dibattito pubblico collettivo straordinariamente efficace e approfondito. E comunque, quest'oggi noi parliamo nella mezz'ora che abbiamo a disposizione e vediamo di sistematizzarla anche per i prossimi mesi. Ne faremo un appuntamento fisso con te, Maurizio. Ti sia in grado di dare un'occhiata alla realtà, come sai fare tu, è il tuo mestiere, lo è da giornalista, lo è anche da segretario dei Radicali Lucani. Vi invito tutti ad approfondire l'attività di Radicali Lucani e di Maurizio Bolognetti, perché c'è un piccolo catalogo, oltre ai suoi libri e alle inchieste che ha fatto, di quello che è il paese, l'Italia. Anche quest'oggi, attraverso l'attuazione dal basso è un'espressione che non significa altro che partire da ciò che ho più vicino per arrivare molto lontano. Oggi parliamo di due questioni fondamentali. La prima è una sigla che tutti conoscono, PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che tra l'altro scade proprio oggi. Che scade proprio oggi, tra l'altro 30 giugno, sono chi c'è oggi e chi non c'è tra le amministrazioni che hanno chiesto i fondi. L'altra sigla, FOIA, non sta ad indicare l'eccitazione sessuale, ma sta ad indicare, anche questo è un acronimo che deriva da un atto importante nella legislazione americana, il Freedom of Information Act, che è stato tradotto in Italia con un provvedimento dell'ormai lontano 2016, il decreto legislativo 97 del 2016, che ha recepito questi principi. Freedom of Information Act significa la possibilità di accesso civico generalizzato, cioè da parte di tutti i cittadini, agli atti della pubblica amministrazione, tutti, senza avere un interesse particolare o specifico, no, Maurizio? Assolutamente. Per quanto riguarda il PN, poi ci spieghi tu meglio che cos'è il Freedom of Information Act all'italiana, cioè per chi lo volesse consultare il decreto legislativo 97-2016, che in teoria mette tutti noi cittadini nella possibilità di conoscere tutto di ciò che riguarda la pubblica amministrazione, ma anche le fondazioni e le società private che siano partecipate con fondi pubblici, no? Quindi una possibilità di informazione a largo raggio, che però deve passare attraverso le maglie di chi te la deve dare questa informazione. Qui mano a mano ci avviciniamo al dunque, però fammi fare una piccola introduzione velocissima, certo. Perché il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è in sostanza un piano a debito che vede l'Italia primo percettore di fondi a livello assoluto nell'Unione Europea. Cioè noi siamo quelli che si sono più indebitati, perché è debito, tutto sommato, per 194,4 miliardi. 121,8 sono debito puro, per così dire, che cominceremo a ripagare dal 2028 fino al 2058. Qualcuno ha anche osservato che non è un debito convenientissimo, perché è un tasso del 3% per ripagare il debito, che addirittura è superiore a quello dei nostri BTP migliori e quindi dei nostri titoli pubblici. Cioè sostanzialmente non è molto conveniente. Gli altri 71 e qualcosa miliardi sono stati fatti passare come un dono, un regalo delle sovvenzioni a fondo perduto. Non lo sono affatto, perché poi verranno ripagate con il debito comune emesso dall'Unione Europea, e l'Italia è sempre stato un paese che versa più di quanto riceve in questo debito comune. Quindi lo ripagheremo comunque in forma diversa, ma lo ripagheremo. In soldoni sono 200 miliardi circa di debito,
per una serie di investimenti. Se volete andare sul sito istituzionale è quello di italiadomani.gov.it, che hanno a che fare con la digitalizzazione, l'innovazione, la competitività, la cultura, il turismo, la rivoluzione verde, la transizione ecologica, le infrastrutture per una mobilità sostenibile, l'istruzione, la ricerca, l'inclusione, la coesione, la salute e le altre fonti di energia diverse da quelle tradizionali. Repower EU si intitola quest'ultimo capitolo. Grande parte degli investimenti sono dedicati alla questione verde, alla digitalizzazione. Non sto adesso a riassumere di più, potete facilmente documentarvi a partire dal sito di italiadomani.gov.it, ma anche tanti altri. Il punto è, questi soldi ci hanno consentito di crescere. Stando ai numeri grezzi, nel 2025 siamo cresciuti, il PIL italiano, che è una misura certamente magari non accuratissima, ma convenzionalmente in grado di darci un'idea. Il PIL italiano nel 2025 è cresciuto dello 0,5%, cioè pochissimo. La crescita più bassa a partire dal 2020 in avanti, degli ultimi 5-6 anni. Il contributo quindi del PNRR alla crescita è stato positivo? Bah, probabilmente sì, perché se non ci fossero stati i fondi del PNRR la crescita sarebbe stata magari zero o addirittura una decrescita. Non sto a astrologare su questo, certo lo 0,5% di crescita non è un risultato super brillante. Al di là di questo, questi fondi sono stati impiegati per fare cose di pubblica utilità, di pubblico interesse, visibili dal cittadino, importanti, investimenti veri? Anche qui il dibattito è aperto. Tu cosa hai deciso di fare? Hai deciso di cominciare a verificare tutte queste questioni, dicevo prima, dal basso, no? Cioè sei andato nel tuo comune di Latronico, Potenza, a chiedere cosa? E adesso ti lascio subito la parola perché ho cercato di fare un quadro generale, ma poi per capire come si calino le cose nella concretezza, nella realtà, nella tua azione di politica e di informazione. E qui torniamo al FOIA, al Freedom of Information Act all'italiana, che ti consentirebbe e consentirebbe a ciascuno di noi in questo momento di avere i dati dalla pubblica amministrazione su quello che riteniamo essere importante o che ci interessa. In questo caso a noi ci interessava, a te ti interessava capire se nel tuo comune fossero stati impiegati i fondi del PNRR, e certamente lo sono, come, per far cosa, quali imprese avessero aggiudicato si fossero aggiudicate i lavori e via dicendo. Cioè avere un quadro di attuazione di questi progetti di investimento, no? Che succede? Esatto. Come ti muovi? Ma intanto tu hai parlato di Italia Domani, io mi sono fiondato per riguardare quel sito e consiglio a tutti di farlo. C'è proprio una pagina dedicata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dove potete trovare una serie di informazioni sintetizzate ottimamente da Giulio. Però guarda, poco fa, mentre tu parlavi, Rai News, PNRR, i fondi sono stati versati, il conto da pagare arriva 18 ore fa, attenzione, Sì. I soldi europei sono quasi tutti arrivati, ma tra ritardi e rimodulazioni fino a 15 miliardi di euro potrebbero ricadere sul bilancio. E già questo interessa si fa per dire. Poi ovviamente c'è la questione del come saranno spesi, se ci sarà una visione organica, se saranno investimenti fruttiferi o in alcuni casi per niente fruttiferi o per accontentare gli amici degli amici e gli amici degli amici degli amici. E questo in questo caso sarebbe una iattura totale, evidentemente. Che cosa ho fatto? Semplicemente il comune di Latronico ha ricevuto la sua quota parte, il suo piccolo bottino del PNRR, 5 milioni e 7 di euro, risulterebbero cantierizzati 7 progetti. Ho chiesto al comune di Latronico di, scusami un attimo. Latronico significa 4.000 abitanti circa, se non vado Sì, errato, esatto. no? Parco Nazionale del Pollino, magnifico peraltro. Esatto. 4.000 abitanti, 5 milioni di euro, non è ci poca sei roba. Stato? Sì. No, sono una bella cifretta per un comune piccolo come Latronico, no? Poi non aprirò un altro capitolo in questo momento, perché per carità le leggi dello Stato dicono che gli affidamenti diretti possono essere fatti fino credo a 150.000 euro, però se dovessi esprimere un giudizio etico,
di carattere etico direi, vabbè, ma non approfittiamone troppo però di questi affidamenti diretti. Vabbè, insomma, chiedo di poter ricevere la documentazione integrale relative ai progetti. Maurizio, ti interrompo solo per un secondo perché mi ero cercato di documentare su quanto potesse significare 5 milioni di euro per un comune di 4.000 abitanti. Ecco, se non vado errato, sto facendo una media naturalmente, non è il caso di Latronico, non so quanto Latronico movimenti all'anno, però un comune di 4.000 abitanti in Italia mediamente ha un bilancio annuo di tra i 4 e gli 8 milioni di euro all'anno. Ecco, appunto, hai fatto benissimo a sottolinearlo, questo per non parlare, ma questa è ancora un'altra questione, che poi diventa magari paradigmatica come cioè, noi ci siamo indebitati parecchio in questi anni, bontà del sindaco o dei sindaci, chi lo sa. Speriamo che anche questi debiti siano stati fatti con oculatezza. Chiedo l'accesso agli atti, l'accesso generalizzato agli atti della pubblica amministrazione, che come prevede il cosiddetto FOIA, che poi non sarebbe altro che un aggiornamento del decreto legislativo 33/2013, DLGS 97/2016, ai sensi di questo FOIA, senza che io debba dimostrare alcun interesse, chiedo l'accesso agli atti della pubblica amministrazione. In questo caso chiedo gli incartamenti integrali dei progetti PNRR. È scattato da quel momento un tira e molla. Prima mi si dice vai sul sito che trovi tutto. Per giorni e giorni vado sul sito, il sito è in crash, la parte dedicata al PNRR. Poi ci rivado e sul sito non c'è esattamente tutto quello che avrebbe dovuto esserci. Poi finalmente, Deo gratias, risposta che osavo sperare definitiva, finalmente mi mandano dei link a cui si può accedere, ma al punto 1 e 2, cioè nei link che mi vengono segnalati, viene aggiunto un punto 3 che nella mia mente apre un punto interrogativo, e cioè mi dicono altra documentazione, puoi chiederla all'ufficio tecnico negli orari insomma in cui questo ufficio è aperto, recandoti presso l'ufficio in base, attenzione, in base al regolamento comunale e alle leggi, alla legge della Repubblica. No, scusate, intanto c'è un errore da penna rossa, perché eventualmente il regolamento comunale, insomma adesso non ricordo che c'è scritto in questo capo di regolamento, ma il regolamento comunale, mettiamo un punto fermo, nella gerarchia delle fonti non può entrare in contrasto con la legge nazionale o con la Costituzione. Magari parlo del comportamento di alcuni funzionari pubblici che dovrebbero ricordare l'articolo 98, e cioè il pubblico funzionario è al servizio della nazione, dei cittadini e non di altri. È un civil servant, ecco, ricordatelo sempre, perché questo è importante, perché voi siete la prima, un'immagine l'immagine che fa comprendere, anche se volete, al cittadino che panni veste la pubblica amministrazione alla quale si approccia. Peraltro, e se il biglietto da visita è sbagliato, va da sé che uno si fa un'idea sbagliata magari. No, dicevo, peraltro c'è un ufficio apposito anche al comune di Latronico dedicato al piano nazionale ripresa e resilienza. È quello a cui ti rivolgi tu sostanzialmente. È l'ufficio tecnico. Lavori pubblici, eccetera, eccetera. È quel settore lì. Con un responsabile. Vedo sul sito del comune che c'è il responsabile con tanto di telefono, eccetera, eccetera. Architetto Alessio Gallo, l'ottimo architetto Alessio Gallo, che tra l'altro a volte ha rivestito anche i panni di RUP su dei progetti, su dei lavori. Il RUP ha un ruolo sostanzialmente di controllo. Responsabile unico del progetto. Laica in arca che mi precisa l'acronimo e fa benissimo, perché io sono quello che in teoria dice che
gli acronimi vanno sempre spiegati, perché sennò il cittadino mica è detto che debba sapere, però ci sta gente che parla, Giulio, per acronimi, che uno lo guarda così. URP. URP, no, io avevo tra l'altro confuso dall'URP al RUP. URP, GULP, muble. Allora, io vado finalmente armato di pazienza e buona volontà. Fammi dire una cosa, sempre a mo' di premessa. Non mi pare un'operazione colossale in un comune di 4.000 abitanti, per quanto 5 milioni siano una bella cifra, avere sott'occhio tutto quello che è il PNRR nella sua traduzione pratica. Non mi sembra un'opera ciclopica. No, direi assolutamente no, per carità. Però attraverso questa micro lettura si possono scoprire tante cose, perché appunto è dal basso, è partendo dal basso che le cose si cominciano a capire, perché se tu guardi i numeri nel loro complesso e il sito dell'Ottima Italia Domani, te fai un'idea per grandissime linee, ma non capisci come funziona realmente. Esatto. È come la vicenda dell'accesso agli atti della pubblica amministrazione per ciò che concerne le questioni ambientali. Ho dovuto fare veramente un lavoro incredibile, interfacciandomi anche con il Ministero dell'Ambiente, intendo, laddove il Ministero dell'Ambiente, ti faccio un esempio, all'inizio mi risponde: senta, io sono Tizio e Caio, vorrei l'accesso a tutti gli atti relativi ai siti di bonifica di disinteresse nazionale, dicevo io allora, e questa mi fa: allora, signor Bolognetti, va benissimo, non si preoccupi, venga a Roma, estraiamo copia, lei paga e se ne va. Scusate, ma questo significa negare di fatto un diritto, perché se mi devo mettere nella macchina da Roma, da Latronico, da Milano o da qualsiasi altro posto, andare a Roma, andare al Ministero, dormire fuori al Ministero col sacco a pelo, poi pagare quello che devo pagare, andare lì e poi magari mi dicono: non glieli possiamo dare adesso, torni tra 10 giorni, il tempo che facciamo le fotocopie. E poi ci sarebbe anche una questione monetaria. E allora ditici direttamente che non esiste. Ma adesso con i fondi del PNRR hanno digitalizzato tutto, vedrai, non c'è più niente da fare le fotocopie. No, sbagliato, abbiamo scoperto una cosa che non si digitalizza. Lo vedi? Cos'è che hai scoperto? L'architetto Alessio Gallo dice: i conti noi li facciamo a mano, cioè praticamente, che faccio? Gli arriva, pigliano un foglietto volante, dice: questo quando deve avere 5.000 euro, chissà, 2.000 e fanno i conti, questi foglietti. Sulla carta del salame. Sì, sulla con la carta del salame. No, scherziamo ovviamente. No, quelli non si digitalizzano. Allora, qual era il contenzioso venerdì mattina con l'architetto Gallo, l'amministrazione rappresentata dal signor sindaco di Latronico, che è sempre pronto a farci vedere, che ne so, Walter nudo che arriva al Latronico per farsi il bagno sotto la cascata, tant'è che io ieri mi sono permesso di fare un po' di ironia, ho detto: signor sindaco, ma per caso lei non è che nella sua vita ha avuto l'ambizione di fare, con tutto il rispetto lo dico, il direttore di Cronaca Vera, perché insomma viaggia tutto così? Vabbè, comunque Walter nudo. Mentre Walter è nudo, poco nudi sono gli atti compiuti in certi casi dalle nostre pubbliche amministrazioni e dalla pubblica amministrazione del Comune di Latronico. Entro nell'ufficio, dico: dov'è Gallo? Dov'è Gallo? Voglio parlare con Gallo. Non c'era in quel momento e mi vengo invitato con mia moglie ad accomodarmi e ad attendere l'architetto Gallo. Provo per l'ennesima volta a spiegare all'architetto Gallo le mie ragioni. L'architetto Gallo, in maniera sistematica, mi impedisce ogni volta di finire un concetto, fino a un certo punto, quando poi afferma: ma ci sono delle cose che se lei vuole estrarre copia, anzi veramente si esprime in una maniera un po' maldestra, ma io ho capito, ci sono delle cose che se lei vuole estrarre copia deve pagare. Ho capito. E quant'è il conto? Non si sa. Ma quali sono quelle cose? Poi? Ma te lo dico subito, perché poi ci siamo arrivati e lo ha detto davanti ai carabinieri. Perché cosa c'entrano i carabinieri in tutto ciò? C'entrano, perché a un certo punto l'architetto Gallo, e mi dispiace per lui, è stata una brutta pagina, inizia a raccontare bugie,
dice che l'ho aggredito fisicamente, che gli ho sputato in faccia, ma dico, ma mi vedete? Ma qua mi reggo in piedi per miracolo. Addirittura. Sì, l'ho aggredito, gli ho sputato in faccia, perché magari era uscita qualche gocciolina, capita, magari si ha problemi di denti, no? Soprattutto se poi la discussione si accende un po' grazie a un tizio che non ti fa finire un capperi di concetto e che sostanzialmente fino alla fine insiste sulle sue posizioni. Io adesso voglio vedere come andrà a finire. Quali sono i documenti? È semplice. Ma da dove nasce, diciamo, questa... Le gare d'appalto. Allora, signori, scusami Giulio. Sì. Allora deve essere chiaro un punto. A domanda scritta si risponde per iscritto, si scrive se ci sono documenti, qualsiasi essi siano, che ritenete di non dovermi dare o che non potete darmi, secondo bisogna me. Motivare. Dovete motivare, perché io devo poter controargomentare. Sì. Non è che me devo venire a perdere tempo per un'ora e mezza nell'ufficio con l'architetto Gallo che fa la sceneggiata e dice che l'ho aggredito e gli ho sputato, che non è vero. Ma dico, ma siamo impazziti. Ecco, ma questa storia I carabinieri erano presenti per questo, perché a un certo punto ha detto io chiamo i carabinieri, e ho detto e chiama. Addirittura. Poi io chiamo il 118. Mi sento male. Ho detto pure io mi sento male, ho pure delle vene qua che potrebbe venirmi, come si ha detto il medico Maria Antonietta, un coagulo. Ovviamente facciamo gli scongiuri. Pure io mi sento male, chiamate il 118 anche per me. Ma dico io, è dignitoso per una pubblica amministrazione arrivare a questo punto? Quale sarebbe la mia grave colpa? Io lo so che... Scusami un attimo, Maurizio. Nel 2017 mi ero ripromesso di non occuparmi più di quel che accade nel mio paese dopo che ero stato aggredito, sentite bene, sul palco mentre tenevo un pubblico comizio. Chiaro? Perché poi le realtà, quando uno ci arriva come turista, possono sembrare questo è un paese da cui non esco, perché montesano, perché riserva grandi, la nobildonna inglese. E qua mi sembra che ci siano in Italia tante nobildonne inglesi che vogliono vedere le favolette. Per carità, noi il bello che c'è in questo benedetto bel paese lo dobbiamo raccontare, le cose giuste le dobbiamo raccontare, però non possiamo chiudere gli occhi e mettere la testa sotto la sabbia e comportarci in maniera omertosa e da ignavi sulle cose che non vanno. Dante notoriamente metteva gli ignavi addirittura fuori, ma anche nell'inferno, cioè fuori, manco degli di stare all'inferno. No, mi stavo domandando, Maurizio, siccome tu il naso ce l'hai e l'olfatto pure sviluppato, qual è secondo te il motivo per cui c'è stata questa escalation di ostilità nei tuoi confronti, addirittura con l'accusa di aggressione fisica, di aver sputato all'architetto, eccetera, eccetera, che mi sembra un'esagerazione proprio... Che deve avere un motivo molto pratico, perché sennò non si spiega, no? Ma io credo, francamente, che il mio ruolo... Poi, altra domanda, e i carabinieri poi alla fine cosa hanno concluso dopo il loro esame ispettivo della situazione? Ad entrambe le domande. Io credo che il mio ruolo, che qualcuno evidentemente percepisce esclusivamente di guastatore e non per quello che è, e cioè per un cittadino che rivendica dei diritti non per sé ma per tutti, cercando di far montare consapevolezza, cercando di essere un attivatore di democrazia, perché poi questo è. Per quanto riguarda, e quindi non lo so, do fastidio? Può darsi. Per quanto riguarda i carabinieri, c'era un ottimo maresciallo uscito dall'Annunziatella, fresco, 25 anni, che a un certo punto ha cercato di mediare. Ci siamo guardati negli occhi prima di rientrare nell'ufficio tecnico, ho detto guardi, va bene, per me sono disposto anche a dargli altri 30 giorni se ne hanno bisogno, ma deve essere chiaro che a quel punto o mi inviano
tutti i documenti o mi scrivono a chiare lettere che cos'è che non possono o non intendono darmi e perché. La verità, temo, è che questa amministrazione, ripeto, per me la vicenda è paradigmatica. Poi che cosa ne conseguirebbe? Che magari poi crolla il velo di cui si sono ammancati in tutti questi anni. Siamo l'amministrazione trasparente, questa è una casa di vetro. Come no? Sarà la casa del sindaco probabilmente, perché il sindaco di Latronico, dovete sapere, quando ha vinto le elezioni la seconda volta, sapete da dove ha fatto sparare i fuochi d'artificio? Da dove? Dalla terrazza del comune. Beh, diciamo... insomma, mi permisi di dire, ma scusate, ma mi sembra dignitoso e rispettoso dell'istituzione che rappresenti fare una roba del genere? Assolutamente no. Sarebbe come se il Presidente della Repubblica, rieletto dal Parlamento, sparasse i fuochi d'artificio al Quirinale. Sarebbe una cosa assai sgradevole. Non l'avessi mai detto in contesti che non sono solo quello di Latronico, ma l'Italia tutta, in cui lo scontro diventa scontro tribale, tra tifoserie, tra curve di hooligan, in cui è impossibile ragionare come hai fatto tu ieri con Caio Mussolini, che una intervista che tra l'altro te lo dico che ha avuto un grande riscontro e successo, almeno in certi ambienti, diciamo, ha suscitato interesse. No, qui dobbiamo essere conformisti, non dobbiamo disturbare il manovratore e se proprio ci schieriamo lo dobbiamo fare scannandoci come gli ultra, ovviamente quelli non proprio pacifici. Signori, c'è un altro modo di fare le cose ed è quello di confrontarsi, anche di scontrarsi, ma di quello scontro che produce crescita collettiva e non di questa roba qui. Mi sento male. No, questa ha a che aiuto, fare, diciamo... il cattivo Bolognetti ha tentato di accoltellarmi. Ma dai! È una scena che richiama Totò e Peppino, questa qua, Sì, diciamo. praticamente, solo che io non sono né Totò né Peppino, mi sa che stavano tutti nella stessa persona. Io sono solo uno che era letteralmente attonito, lo guardavo così, dico, ma sta succedendo veramente? Ma come si suol dire adesso? Veramente? Quindi diciamo, come si è conclusa tutta questa, non so come chiamarla, io questa scena? Temo, ma spero tanto di essere smentito, fino cioè a te fra 30 giorni ti danno quello che ti devono dare? Non lo so, perché fino all'ultimo l'architetto Gallo ha detto... Cioè, e poi oltretutto non solo a te, perché potrei chiederli pure io, che non sono cittadino di Latronico. Chiederli anche tu da Chiunque, qualunque cittadino italiano può chiedere quello che hai chiesto tu. Amici di Radio Libertà, per questo c'è la PEC, che poi insomma è una roba molto italiana, ma c'è la PEC che è una raccomandata. Potete scrivere da Milano, da Rovereto, da Roma, dalla Sardegna, e se vi rispondono sì, te li diamo, vieni qua, significa negare di fatto ciò che la legge ha statuito. E anche io prima parlavo di gerarchia delle fonti, la Costituzione, la Repubblica parlamentare, quindi le leggi fatte dal Parlamento, i decreti legge, i decreti legislativi, eccetera, su delega del Parlamento. E poi a cascata. Ma anche all'interno di una stessa legge, io direi, in base alla mia interpretazione, che secondo me è corretta, c'è una gerarchia e quindi bisogna fare di tutto per far sì che si rispetti quale diritto? Il diritto del cittadino a poter sapere, a vigilare, a controllare anche come misura anticorruzione. Certo. Piaccia o non piaccia. Che è una delle finalità del provvedimento che disciplina l'accesso agli atti, l'accesso civico generalizzato. Giulio, in Svezia da 250 anni fanno così. Maurizio, abbiamo meno di un minuto. Volevo farti un'ultima domanda in attesa della risposta che ti dovrà essere data a questo punto. Non so se entro 30 giorni o prima. Speriamo prima, perché 30 giorni mi sembrano un lasso di tempo fin troppo esagerato. Comunque, al di là di questo, sul territorio ictu oculi, come si dice, a colpo d'occhio, ci sono progetti in corso, lavori, appalti. È stato ribaltato da così a così Latronico. C'è la ciclovia. Da quel che ricordo, poi questo non so se faccia parte del PNRR, ma non credo, un rifacimento di uno stabile in cui c'era un portale in
in marmo di pietra di latronico del Settecento, che è stato incredibilmente sfregiato. Adesso sostengono provvisoriamente, anche se questa provvisorietà sta diventando cronica, ci hanno messo davanti la cassetta delle lettere. Il brello è che volevano valorizzarlo, tutto questo con il tour del centro storico. Insomma, non avete le idee proprio chiare, e ho l'impressione che chi dovrebbe controllare e vigilare tutt'altro faccia. Allora, vediamo poi di approfondire dove sono andati questi 5 milioni a far che e quali lavori sono in corso, chi li sta facendo. Non sarei qui, probabilmente. Comunque, grazie. Barbados. Grazie a Maurizio Bolognetti. Noi ci riaggiorniamo. Grazie a te, Giulio. A settimana prossima. E intanto vediamo se ti arriva qualche risposta dovuta, ex legge. Speriamo che non mi arrivi altro. Ecco, appunto. Faremo il bis di cose vecchie, diciamo. Grazie a Maurizio Bolognetti. Grazie un saluto a te, a tutti. Giulio. Un abbraccio agli ascoltatori di Radio Libertà.